Acqua e rifiuti, nodi centrali, temi caldi destinati ad animare il dibattito politico regionale in autunno ormai alle porte. Il parlamentare del PD all'Ars Giovanni Panipinto, che è anche sindaco di Bivona, annuncia importanti iniziative sia a livello personale che di partito. Sulla gestione dei rifiuti in particolare si dice pronto a dare battaglia, a cominciare con il mettersi di traverso per dire no alle SRR, chiamate a prendere il posto degli ATO. Credo che la costituzione delle SRR oggi sia un errore e dico perché il mio comune non ha aderito alle SRR e noi intendiamo farlo. Che noi rischiamo di applicare una legge del 2010 che era una legge che in qualche maniera è frutto dell'emergenza, al tempo stesso non abbiamo notizie dell'impiantistica, perché se la legge del 2010 prevede di raggiungere livelli di differenziata superiore man mano al 35, al 40, al 50%, nel mio comune siamo oltre il 60%, quindi il comune di Bivona chiederà un incontro a tutti i sindaci della provincia di Agrigento per dire non costituiamo le SRR se prima non sappiamo qual è il piano per fare la differenziata, centri di compostaggio, discariche, se non riusciamo a capire che la mano pubblica deve controllare questo sistema che oggi è la voce più significativa nel bilancio di tutti i comuni e anche delle famiglie, perché la Thales falciderà se dovesse aumentare quello che è il reddito delle famiglie già povere di questa provincia. Sulla materia rifiuti in Sicilia diversi punti oscuri, secondo Panipinto, interrogativi che pone lui stesso sul tappeto. Vorrei capire perché la discarica Campobello Delicata deve rimanere chiusa, perché Campobello Delicata alcune volte viene autorizzata nella discarica privata di Siculiana, mentre altre volte no. E per la serie si faccia una domanda e si dia una risposta e Giovanni Panipinto puntualmente chiude il cerchio. Perché probabilmente il sindaco di Campobello Delicata sta facendo la battaglia per impedire la costruzione di un centro di trasferenza in verde agricolo, perché non si vuole aprire la quarta vasca e mettere in sicurezza la discarica. La verità è che alla fine c'è un sistema di interessi talmente forti che sfruttando l'emergenza rifiuti vuole consolidare le proprie posizioni economiche. Il parlamentare del Partito Democratico è disposto a fare sul serio, ad andare oltre per dare il suo incisivo contributo alla causa. Chiedo un confronto a Confindustria alla persona di Catanzaro, perché è lui che in qualche maniera rappresenta un sistema industriale ma al tempo stesso legittimamente i suoi interessi in un settore delicato e strategico anche dal punto di vista dell'infiltrazione della criminalità organizzata.